Una densa nube di fumo nero levatasi altissima nel cielo e visibile a decine di chilometri di distanza. È spaventoso l'incendio scoppiato nel primo pomeriggio alla cartiera di Borgo Padova a Castelfranco. Subito è scattato l'allarme ed immediato l'intervento dei vigili del fuoco giunti sul posto da Castelfranco ed Asolo. Poi, vista l'entità del rogo, sono stati richiesti rinforzi da Montebelluna, Treviso e Cittadella, una decina i mezzi in azione per domare le fiamme. Siamo arrivati qua e abbiamo chiesto subito rinforzi, sono arrivati rinforzi da Treviso, da Montebelluna, dai volontari di Asolo e abbiamo iniziato lo spegnimento. Ancora da accertare le cause dell'incendio che sembra essere divampato nell'area del magazzino della fabbrica, un'area di circa 200 metri quadrati. Forse il malfunzionamento di un macchinario potrebbe aver innescato il rogo, ma bisognerà attendere l'esito delle indagini e degli accertamenti una volta conclusi gli interventi di spegnimento. Come prematura è ancora la stima dei danni, comunque ingenti. Ad andare in cenere un centinaio di bobine di carta da circa 20 quintali ognuna. Le fiamme hanno raggiunto anche un tir parcheggiato nei pressi dell'edificio e carico di bobine di carta pronte per essere consegnate. Il calore aveva praticamente fatto sciogliere quasi tutte le parti in plastica, l'abbiamo spostato e quindi abbiamo evitato il pericolo. Adesso comunque l'incendio è sotto controllo e quindi stiamo iniziando le operazioni di spegnimento con più tranquillità. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale che hanno chiuso l'intera area al traffico ed allontanato i tanti curiosi giunti a vedere che cosa fosse accaduto. Fino da Resana, io vengo da Resana in bicicletta. Paura tra i residenti che hanno visto il fumo denso e nero levarsi in una nube enorme. Tanto fumo? Tanto fumo, nero e tante fiamme. Paura? Abbastanza tanta. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell'ARPAV per i rilievi sulla qualità dell'aria.